Telepace è partita nuovamente con le dirette proprio da Casarza, da Don Maurizio, dove da tempo e da sempre collabori. Davvero è tanto tempo che avevamo pensato, che Fausto mi aveva proposto, allora avevo proposto questo giorno, proprio perché è un po' in mezzo ancora alle iniziative delle parrocchie. Mi piacere invitare anche, come avete visto, la comunità dei sordi, la comunità dei figli invitati. Mi pare che sia bello e fondamentale, no? Che Telepace abbia anche uno spaccato di quello che è la vita reale di tutti i giorni delle nostre comunità. Franca, il coro è sempre speciale a Casarza Ligure. Facciamo del nostro meglio, ci riuniamo, ci mettiamo tutto l'impegno e sapendo che cantiamo per Dio lo facciamo proprio con il cuore. Ecco, poi oggi era una giornata particolarmente speciale e l'abbiamo proprio sentita molto e devo dire la verità che eravamo anche un po' emozionati. Io almeno personalmente lo ero tanto. E dunque in questa direzione credo che sia anche significativo di parrocchia in parrocchia ogni domenica. Sì, e assolutamente invito tutti i confratelli davvero a dare la propria disponibilità, perché quello che fa Telepace è un servizio davvero significativo. Chi desidera ascoltare il Vangelo, chi desidera ascoltare come i preti della nostra diocesi, ma non soltanto, perché avete notato che anche altre persone commentano la parola di Dio. Un Papa diceva anche l'ultimo di questa terra lo può fare se lo faccio io. E allora la parola di Dio ci guida, la parola di Dio ci raggiunge, la parola di Dio ci nutre attraverso Telepace, il suo servizio.